È doveroso che la giustizia deve essere rapida, deve essere efficace e deve essere concreta, e noi tutto questo oggi purtroppo non siamo in grado di assicurarlo, perché non abbiamo i mezzi per poter essere rapidi né per poter essere efficaci e concreti molte volte. È il solito refrain che alle nostre latitudini siamo costretti a segnalare da tempo: la crisi di mezzi e uomini della giustizia, che investe anche la procura di Castrovillari. Io ho un ufficio, dovrei avere 10 magistrati, attualmente ne ho 7. Il personale amministrativo è assolutamente insufficiente, perché con 30 persone non si va da nessuna parte, non puoi organizzare i servizi, non puoi gestire l'ordinario, non abbiamo mezzi, ci appoggiamo alle forze dell'ordine che hanno i loro problemi. Allora tutto questo rientra in un contesto più generale e più ampio che meriterebbe forse un'attenta riflessione da parte dei nostri rappresentanti. Purtroppo da 25 anni che io sono un magistrato su questa terra, in questa terra di Calabria, ma non mi pare di aver visto mai segni in positivo, purtroppo si registrano segnali in negativo. Dal contrasto al fenomeno mafioso sino alle ultime inchieste che suscitano particolare interesse nell'opinione pubblica e che riguardano la morte di Denis Bergamini e la tragedia del Raganello, ma la procura ha competenze in un vasto territorio. Le più vaste d'Italia, ovviamente, che va da nord a sud, da Cariati fino a Rocca Imperiale, attraverso il Pollino, il Parco della Sila, il Parco del Pollino, sono due parchi con tantissime problematiche, i boschi, i legnami, gli incendi. Allora voglio dire, questo per fare proprio un esempio. Viviamo con drammatica realtà quello che è il fenomeno delle truffe in danno della regione Calabria, dell'Unione Europea. La Sibaritide è una terra straordinariamente ricca, e non si capisce questo. Bisognerebbe intensificare i controlli, dare maggiore efficacia a quello che è il sistema normativo che c'è. La Guardia di Finanza continua a denunciare, noi continuiamo a fare i processi, a rinviare a giudizio le persone, ma la verità è che non facciamo male a nessuno e soprattutto non recuperiamo soldi nelle casse dello Stato. Siamo riusciti in via davvero eccezionale a recuperare quasi 2 milioni di euro in 3 anni che io sono alla Procura di Castrovillari con la Guardia di Finanza, attraverso un intervento a tutto campo in giro per l'Italia. Abbiamo sequestrato conti correnti, abbiamo sequestrato società e siamo arrivati quasi alla somma di 2 milioni di euro. Ma se io le dico qual è l'importo di tutto quello che viene frodato alle casse dello Stato, è una minima parte davvero quello che siamo riusciti a fare. Poi il procuratore parla di investimenti da attuare nel comparto giustizia, troppo spesso falcidiato dai tagli. A me a volte capita non so se si ricorda il film Balla coi lupi, no? Mi sento tanto nei panni di Kevin Costner lì su quell'avamposto drammaticamente da solo. Perché purtroppo gli strumenti non ci sono e per giunta, così come nel film, molte volte devi fare a botte anche con i colleghi, con il tuo stesso sistema, perché purtroppo i problemi sono tanti e spesso e volentieri non escono anche fuori dalle aule di giustizia o fuori dai nostri uffici.